Allora, rieccoci qua. Prendo la parola perché la legalità vuol dire tutto, non vuol dire niente, cioè vuol dire niente, vuol dire tantissimo, però ci sono tanti aspetti di legalità. Immagino chi ci segue che sta pensando anche alle truffe sugli anziani, stiamo parlando di anziani, tanti anziani che vengono raggirati, che subiscono atti anche di violenza, l'illegalità nelle abitazioni, cioè il violare la proprietà, il violare i propri beni, persone che vivono con 500 euro di pensione, ci hanno scritto in tanti e che non sanno come andare avanti, a cui è stato rubato quel poco che avevano. Tante situazioni di legalità che non viene rispettata da parte di per tante persone, diritti che vengono anche negati e quindi è un mare magno. Però per restare su quello che il tema che stiamo affrontando un po' quest'oggi, diciamo uno spaccato di legalità, andiamo a capire come voi concretamente operate, quindi che cosa fate concretamente nel caso della legalità che cercate di trasmettere come valore ai più giovani, no? Nel caso della legalità alcune cose le abbiamo viste anche prima e per noi, guardi, sono delle cose molto significative, tant'è vero che anche nell'anno appena trascorso sono stati 170 gli anziani e le anziane che sono state occupate nel lavoro, anche lavoro manuale nei campi, sia nei campi al sud che nei due campi veneti di Erbè e di Campolongo Maggiore. Quindi questi beni sequestrati che non hanno Noi in questi beni sequestrati stiamo dando questo nostro rapporto, come si diceva prima, anche no, confiscati. Confiscati, stiamo dando il nostro rapporto proprio con questo valore intergenerazionale di incontro fra i giovani che frequentano i campi, che lavorano nei campi, con gli anziani. Ed è un momento per portare anche la nostra esperienza, la nostra vita vissuta, che è poi quello che più in generale noi stiamo anche facendo, per esempio con l'altro pezzo del nostro programma. Abbiamo detto che noi siamo storia, memoria, legalità. E sulla storia memoria, per esempio, noi anche qui nel Veneto siamo molto impegnati, tant'è vero che ci sono delle mostre in modo particolare nel Vicentino. Io sono stato sabato a inaugurare la mostra a Recoaro, è vero, dove portiamo tutti i valori, la storia di quella che è stata la guerra di liberazione e di quelli che sono stati anche i momenti infelici e drammatici della vita nei campi di concentramento. Altra cosa, per cui però le dico questo per significare che cosa? Che questo è un sindacato fortemente motivato, fortemente attivo. Interveniamo sulle questioni della legalità, ma interveniamo anche sulle questioni della memoria. Interveniamo anche sulla questione della microcriminalità. Noi vediamo che anche nel nostro Veneto, per esempio, questa microcriminalità è in forte espansione. Io ho letto, vero Fabio, anche il resoconto della magistratura nel Veneto e in provincia di Venezia, laddove questa sensazione di insicurezza veramente la gente ce l'ha nel corpo, anche perché le persone anziane in modo particolare. È vero che sono diminuiti i grandi e i gravi fatti criminogeni, ma è anche altrettanto vero che a livello di... in particolare sono fortemente aumentati. Vedevo proprio oggi, per esempio, questa questione di stare attenti alle borse delle donne che vanno al Carnevale di Venezia, perché è incominciata la fase del taglio della catena che le tiene unite. Da questo punto di vista, per esempio, noi dello SPI, assieme al sindacato del SILP, eccetera, stiamo andando sul territorio a fare proprio delle riunioni, dei rapporti con la gente, con la polizia, anche con la polizia locale, oltre che con la polizia di Stato, per educare anche da questo punto di vista il rapporto della gente. Per cui ecco, io nella mia riflessione finale è quella di mettere in evidenza questo impegno dello SPI tutto tondo, diciamo, esteso, no? Quindi non solo ai grandi casi, ma anche ai casi nei grandi casi, ma anche purtroppo. Su questa cosa qua. Lei pensi, per esempio, che al numero degli istituti che hanno accolto di svolgere momenti di incontro sulle questioni della legalità, vanno aggiunti altrettanti istituti che hanno accolto di fare invece un ragionamento per quanto riguarda la memoria. No, assolutamente, questo è... A incominciare per esempio da questa mostra che le ho indicato prima di Recoaro,
di sabato scorso, ma anche per esempio all'importante iniziativa che faremo in quel di Vicenza il 3 di marzo, cioè di Verona il 3 di marzo, per cui è vero, un movimento, come dire, tutto tondo, vogliamo essere una forza attiva. Anche sul ricordo, giornata del ricordo. Anche sulla giornata del ricordo, di cui la ricorrenza odierna. Esatto, non dimentichiamolo, ci troviamo nel Nord-est. Di cui la ricorrenza odierna. Due parole sul campo dove state operando, perché il tempo vola. Sì, va ricordato una cosa, di quei 80 confische nel Veneto di Venezia che si diceva prima, 12 sono solo nel campo, sono solo nel comune di Campolongo Maggiore, che è una parte della confisca dell'ex Baniero. E lì bisogna dire che noi come sindacato, come SPIA, abbiamo un ruolo importante nella contrattazione sociale con gli enti locali, compreso questo utilizzo di questi beni. Tant'è che 2 di questi beni hanno una funzione alla villa ex Maniero, insomma sappiamo l'utilizzo che ne viene fatta, ma anche l'altra villa che è quella del Sollievo, che è un soggiorno per disabili, giornaliero, che sono quei beni che vengono utilizzati nei momenti in cui andiamo a fare laboratori, non essendo campi, quindi no, che hanno un certo tipo di prodotti, ma è un laboratorio che noi portiamo i ragazzi lì in questi beni confiscati, ma nella contrattazione che facciamo con il comune andiamo anche a definire l'utilizzo di questi beni, cosa che dovrebbe essere un po' più diffusa e che gli enti locali dovrebbero capire questa importanza, perché dopo la confisca viene data all'ente locale il bene e quindi sarebbe utile accentuare della partecipazione, sapendo che i ragazzi che vengono hanno un ruolo fondamentale. Rompere quel fronte di titubanza o di sospetto che c'è tra la popolazione che ha vissuto quei decenni. Come? Noi tentiamo di farlo con il porta a porta, col contatto diretto, con la discussione e con il coinvolgimento della cittadinanza. Abbiamo visto che è uno strumento che funziona bene e per i ragazzi e per la cittadinanza del luogo. Tommy, un'osservazione? Molto d'accordo un messaggio che vuoi lanciare? Appunto, la cosa bella dei ragazzi è che appunto, durante le proprie vacanze, periodo in cui generalmente si va al mare, in montagna in giro, scelgono invece di andare a lavorare su dei campi. Quindi un po' un monito anche. Esatto, è una bella esperienza, come la valuti? Bellissima, è davvero un'esperienza molto formativa. Qual è un valore che hai appreso, che magari ti era estraneo e che l'hai fatto tuo? Dirne uno è molto difficile, diciamo che si impara molto anche sul concreto a lavorare, anche un aspetto più manuale che magari nelle scuole non viene trattato. Si superano anche molti stereotipi di quello che può essere il poliziotto tramite appunto gli incontri che facciamo. Questa è una cosa interessante. Quindi... Molto, ma anche sullo stereotipo che può essere il pensionato, quando invece si dimostra che lavorano e non gli si ferma e via dicendo. Quindi è un'esperienza davvero formativa per chiunque e anche appunto nel confronto con giovani che magari hanno avuto esperienze di delinquenza o difficili, che decidono di rimettersi in gioco e di anche condividere la propria esperienza all'interno dei campi. Una battuta anche a lei? Ma per rimanere sui campi, e riallacciandomi a quello che ha detto Tommy, sicuramente una cosa che ha colpito molto è la fatica, cioè la voglia con cui questi ragazzi vengono, però poi per faticare, perché al mattino quasi sempre è proprio il lavoro nel campo, mettere a posto il giardino, sistemare il laboratorio. E quindi è stata, ripeto, una splendida esperienza. Quest'anno sicuramente verrà ripresa. Quindi continuate. C'è soltanto, come dire, la voglia, l'aspirazione che il processo possa aumentare ulteriormente e per far questo però c'è bisogno anche di un sistema che ancora una volta lo Stato o la Regione, che di queste cose si facciano protagonisti o compartecipi, insomma. Chiarissimo. Andiamo rapidissimo in pubblicità, però continuiamo, state ancora con noi.